E intanto, come vi dicevo prima, ci ha raggiunto il secondo protagonista dell'incontro della prima semifinale per la categoria Under 18 tra Asiago e Milano, Marco Salmaso, portiere degli Asiago Vipers. Marco, cosa non è andata in questa partita? E un po' non penso fosse il risultato che vi aspettavate, quindi cosa non è andato? Ecco, tutto qua. Dacci un tuo commento, una tua impressione. Allora, sicuramente c'è rammarico perché non volevamo un altro risultato, però secondo me, come ha detto Fabio in spogliatoio, la squadra mi ha abbandonato dopo il terzo gol e con la panchina non c'è stata comunicazione con i compagni di squadra e tutto qui. Quindi è partita non gestita benissimo, forse. Sì, sicuramente potevamo fare di meglio, potevamo lottare di più su più dischi e basta. Va bene, comunque domani c'è comunque una medaglia da giocarsi. Cosa è importante azzerare la partita di stasera e arrivare domani concentrati. Sì, sicuramente azzereremo questo risultato e domani proveremo almeno al terzo posto e ci vediamo domani. Marco, allora intanto ti faccio un in bocca al lupo per la partita di domani e ti ringrazio per l'intervista, ti mando a cambiarti. Grazie a voi. Ciao Marco, ciao. E quindi con l'intervista di Marco Salmaso si chiude, diciamo, la semifinale tra Milano e Asiago e parte subito la seconda semifinale, quindi con Civitavecchia e Fox Legnaro. Vai da una mano, Giulia. E quindi saluto tra le due squadre capitani Mecconi e Marchetti. E intanto andiamo a leggere il roster delle due squadre. CV Skating Civitavecchia con numero 30. No, scusate, ho sbagliato. Per Legnaro, portate pazienza. Per Legnaro, quindi squadra di casa con numero 30 Miozzi Vittorio, portiere 29, Bonsu Kevin 29, 7 Sesana Ettore, 10 Guerriero Mattia, 13 Marchette Mattia, 18 Capitano Marchette Gabriele, 21 Albanti Mattia, 31 Torres Luigi, 27 Fincato Riccardo, 82 De Angelis Leonardo, 92 Sassoli Alessandro, allena Carron Matteo. Mentre per CV Skating Civitavecchia con numero 46 Borgi Francesca, portiere, numero 20 Mollica Giulia, portiere 72 Travaglione Stefano, 14 Carannante Manuel, 35 Mendola Emanuel, 86 Ceccotti Daniele, 44 Cesarini Mattia, 22 Capitano Mecconi Ruggero, 21 Galiotto Leandro, 24 Scotti Emanuele, 90 Taglioni Francesco, 2 Pistola Leonardo, 33 Mecconi Bernardo, 12 Tudoran Luis Gabriel e quindi allena Gavazzi Martina. E quindi si parte con questa ultima partita della giornata e semifinale per andare a trovare la prossima finalista di questo torneo.
Quindi si lotta in balaustra tra Albanti e Ceccotti per il possesso del disco. Intanto gli arbitri vanno a fischiare, quindi si ripartirà con un ingaggio. Arbitrano questo incontro comunque Mancina, Michele, Artioli, Mirko, che abbiamo visto anche nelle partite precedenti durante questo torneo. Intanto vince l'ingaggio il Civitavecchia, che prosegue in velocità. Un po' di confusione qui tra Marquette e Mecconi. Intanto disco Ettore Sesana che è dietro la porta e cerca di impostare la prossima azione offensiva. Intanto i compagni mandano Luigi Torres, che si trova da solo, non sa cosa poter fare. In realtà si trovano forse in stasi quasi, Marquette e Sesana. Intanto possibilità per Civitavecchia della ripartenza di Mecconi, Bernardo. Tanto Ettore Sesana che ha spazio, prova la ripartenza ma blocca il tiro. Mecconi che tira e sbaglia lo specchio della porta per qualche centimetro. Continua il pressing anche dietro la porta di Civitavecchia. Intanto Gabriele Marquette prova il passaggio, che però non è sicuramente agevole la ricezione per Luigi Torres, e quindi disco perso per Legnaro. E quindi Civitavecchia che controlla il disco dietro la propria porta. Coach Gavazzi intanto chiama i prossimi cambi. Si propone intanto Cesarini, anche se è marcato da Albanti. Arriva il disco anche se non se lo aspettava, è dal lato opposto a quello che stava chiamando il disco. Comunque riprende il disco e velocemente torna dietro la porta, dove viene pressato. Civitavecchia costretto a liberare. Un buon contrasto qua di Luigi Torres, che va in angolo con il corpo e riesce a riguadagnarsi il disco. Ettore Sesana ringrazia e si sistema dietro la porta. E quindi De Angelis. Cambio delle linee. Marquette Mattia, probabilmente il più giovane dei Fox Legnaro, categoria under 16. Mattia Guerriero. Sassoli. E intanto Mattia Marquette, steccata, secondo me non era sui pattini, però comunque c'è una caduta, nessun fallo, comunque tutto regolare per gli arbitri. Si continua, passaggio lungo per Mattia Guerriero che prova il tiro, disco dietro, controlla Mattia Marquette dietro la porta, cede a Ettore Sesana, si allarga forse un po' troppo, cerca il dribbling che però non riesce ed è costretto a passare dietro a Mattia Marquette. Trova il drop per il fratello. Mattia va al cambio, intanto Gabriele prova l'azione personale. Passaggio dietro, si rincomincia per Legnaro. Buona partenza qui per Ettore Sesana, che si trova da solo e cerca il tiro parato da Mollica Giulia. E quindi ingaggio nella metà campo di Civitavecchia. Ingaggio vinto da Legnaro, disco dietro. Buon pressing qui di Civitavecchia con numero 24, protegge bene Gabriele Marquette. Sesana dietro la porta. Passaggio impreciso per Torres, che costringe a bloccare la salita dei Fox Legnaro. Intanto Gabriele Marquette che prova in mezzo a tre, viene bloccato, approfitta Mecconi. Disco
deviato verso il centro insomma il centro del campo. Disco sempre per Cesana che prova il tiro che viene deviato decisamente sopra lo specchio della porta. Civitavecchia recupera il disco, Scotti che può ripartire ma non riesce, bloccato da Ettore Cesana. Intanto Luigi Torres dietro la porta si sistema. Fox che dovranno cercare di organizzare un'azione d'attacco diversa dal solito e sfruttare le superiorità numeriche. Non lo fanno ma Gabriele Marchette regala un'occasione per Civitavecchia con Bernardo Mecconi. Disco dietro ancora per i Fox Legnaro. Si parlano Cesana e Marchette per far partire l'uscita di zona. Intanto passaggio lungo per Albanti che vede uno dei due compagni ma decide di non servire, quindi prosegue da solo un rovescio improvviso che però non va a impensierire Mollica. Intanto Ettore Cesana bloccato qua, fallo e ingaggio fallo su numero 86 mi pareva, comunque di Gabriele Marchette, ingaggio e quindi time out chiamato da coach Carron. E quindi si riprende con un ingaggio, disco vinto da Civitavecchia che ricordiamo è in power play per il fallo di Gabriele Marchette a centrocampo, sgambetto, Ceccotti, occasione, Ceccotti che prova, intanto adesso possesso del disco, vediamo come si muovono i giocatori di Civitavecchia, errore, approfitta Cesana che può provare a lanciare Luigi, prova il numero, peccato. Ettore devi lanciare il compagno, peccato. Intanto Luigi Torres in punta, occasione qui per Mecconi che ha provato il tiro sull'angolino esterno fuori dallo specchio della porta. E quindi ingaggio vinto da Civitavecchia che controlla il disco con Ceccotti, Mecconi, disco, o meglio passaggio sbagliato per il fratello Bernardo, altro passaggio poco preciso. Approfitta intanto Cesana del tiro fuori dallo specchio della porta, disco dietro per Civitavecchia. Intanto
Passano secondi. Mecconi, Ceccotti prova la conclusione dalla distanza, ma viene ben sventata, parata da Kevin Bonsu. Riprovano i Mecconi, passaggio pericoloso, tiro al volo per Mecconi, che tira ma non va ad impensierire in realtà Bonsu, quindi si riparte con un ingaggio nella metà campo di Legnaro e quindi si prosegue, ingaggio anche questa volta vinto da Civitavecchia. Quindi si continua, intanto manca poco alla fine della penalità e quindi rientra Gabriele Marquette dopo questi 2 minuti di penalty per il Fox Legnaro. Passaggio sbagliato ma da Mecconi, che però va anche a recuperarlo. Intanto Gabriele Marquette che passa a Sesana. C'è bisogno di movimento qui per i Fox Legnaro, confusione, poco movimento, poche proposte ci sono per il portatore di disco per poter creare un'azione offensiva efficace. Intanto cambio delle linee, giustamente coach Carron dopo 2 minuti di penalty giocati va a cambiare e inserire la seconda linea. Prova il tiro intanto di sorpresa Gabriele Marquette. Disco a Civitavecchia, c'è un uomo libero di Civitavecchia, Mecconi non aggancia e quindi sventa Bonsu. Mecconi intanto mantiene il possesso del disco e Fox che si difendono. Attenzione, conclusione della distanza fortunatamente per Legnaro fuori dal specchio della porta. Mattia Marquette intanto che prova a riconquistare il disco e ci riesce, però intanto Legnaro con De Angelis che tiene il disco dietro la porta. L'occasione Ettore Sesana di ripartire, attenzione però Legnaro un po' forse scoperto in difesa, protegge bene intanto il disco Albanti che dà dietro per Torres, può sfruttare Legnaro e partire con Luigi Torres che controlla bene il disco ma è costretto ad andare a guerreggiare, disco che non arriva sulla stecca di Albanti e quindi dà la possibilità a Mecconi di andare al tiro. Ottimo controllo qui di Mecconi che sicuramente va a impensierire la difesa dei Fox. Intanto Ettore Sesana può ripartire, vediamo se cede il disco al compagno, però che non trova neanche questa volta il supporto magari di Gabriele Marquette che si avvicina alla porta troppo lentamente. Gabriele Marquette che potrebbe anche questa volta partire in velocità ma decide di attendere. Comunque passaggio da Albanti, poco movimento anche questa volta per i Fox Legnaro, non c'è nessuno che cerca un taglio in mezzo per andare e partire in velocità. Comunque
Disco di dietro intanto, controlla Ettore Sesana, ora Luigi Torres. Torres attende. Si parte in velocità Gabriele Marchette, che però si trova subito due giocatori di Civitavecchia. Civitavecchia che va al tiro, parato da Bonsu. Attenzione, uomo libero davanti alla porta, occasione sventata da Ettore Sesana, che si butta per prendere il tiro. In difficoltà qui Legnaro, che prova comunque a ripartire, prova il tiro con Ettore Sesana. Disco dietro ancora per il Fox Legnaro. E prova intanto Ettore Sesana a partire, questa volta lentamente, vediamo se ci sarà un cambio di velocità. Prova il tiro che però è centrale, c'è un rimbalzo che però non produce in realtà niente di fatto, e quindi disco coperto da Mollica Giulia e si va all'ingaggio. Disco, meglio ingaggio vinto per Civitavecchia, che ha la possibilità di ripartire con Ceccotti, che però viene bloccato da Sassoli. Intanto disco dietro, seconda linea questa di Legnaro che si sistema a zona. Intanto tiro dalla distanza, De Angelis recupera il disco, prova a servire Marchette, prova il tiro dalla distanza, anche questa volta azione personale. Qui c'è stato un incrocio, probabilmente Mattia Guerriero poteva fare un piccolo blocco per aiutare Mattia Marchette per nella sua discesa. Intanto cambi per la panchina di Fox Legnaro. E quindi occasione per Sassoli, bloccata però da Cesarini. Tiro dalla distanza per Cesarini che va fuori dallo specchio della porta. Disco parato da Bonsu, quindi si riprende con un ingaggio nella metà campo di Legnaro. Ingaggio vinto da Legnaro questa volta. Il buon Luigi Torres si accaparra il disco e lo porta dietro la porta. Intanto Marchette che chiama Sesana che chiamava il disco. Intanto passaggio lungo per Albanti che non riesce a portarsi a casa il possesso del disco. Intanto due giocatori su Mecconi che cerca di proteggere il disco. Riesce Sesana che passa a Torres un po' forse malamente. Intanto Torres costretto a risolvere la situazione da solo, mi verrebbe da dire. Intanto Sesana che prova in mezzo, prova il passaggio in mezzo, ma il tiro che non va. Ancora Mecconi, azione personale per lui che prova il tiro che va fuori dallo specchio della porta. Tiro di sorpresa di Cesarini. Ceccotti controllava dietro la porta.
Cecotti che attende il movimento dei compagni. Intanto cambio, Marquette che ferma efficacemente Mecconi, che è appena entrato. Intanto Albanti che riceve un passaggio non proprio perfetto da Marquette, quindi perde il disco all'occasione del Civitavecchia di ripartire con il passaggio in mezzo per Mecconi, che prova il tiro che va fuori dallo specchio della porta. Intanto sempre recupera Cecotti, che fa sicuramente un buon lavoro come ultimo uomo. Riparte Sesana, vediamo, prova in mezzo a 1, 2, 3. Ettore è il momento di dare via il disco. Tanto contrasto, Gabriele Marquette a terra. Comunque contrasti irregolari qua, quindi si continua senza penalità e quindi disco a centrocampo con l'ingaggio. Manca un po' il tifo per la squadra di casa, è un peccato sicuramente, ci servirebbe un coinvolgimento maggiore qui, però Leo mi guarda, mi dice io non posso tifare da qua. Leo, ti capisco, ma non ci sei solo tu nella tua squadra, quindi. Intanto Mattia Marquette dietro la porta. Sassoli, occasione per Mattia Guerriero che non riesce ad agganciare. Intanto altra possibilità per Mecconi che si accentra e segna. È partito in velocità, difficile da fermare soprattutto se aspetti da distante. Riguardando il gol, si è sicuramente mosso bene Mecconi, assolutamente ha scartato il difensore di Legnaro e ha fatto sicuramente un bel tiro in porta, difficile per Bonsu che non è riuscito a raggiungere, e quindi 1-0 per Civitavecchia. E quindi ingaggio a centrocampo, si lotta per il possesso del disco, lo porta a casa molto bene Gabriele Marquette, passando a Luigi Torres dietro la porta, che dà l'occasione a Ettore Sasana di ripartire, che però viene bloccato dal difensore di Civitavecchia. Qui abbiamo
una possibilità per i Fox Legnaro, non riesce ad agganciare Albanti. Mecconi intanto indietro, disco sulla rete, Albanti forse aveva bisogno di un sostegno da parte di un compagno per portarsi a casa il disco. Ne esce intanto Ceccotti, scusate, e quindi abbiamo una penalità per Mattia Albanti dopo le proteste dalla panchina di Civitavecchia per il contrasto in angolo, un po' forse portato al fallo, ha dovuto vedersela con due giocatori di Civitavecchia, forse con un aiuto potrebbe essere andata diversamente. Comunque si procede quindi con un ingaggio nella metà campo dei Fox Legnaro. Qualcuno ha perso una vite dal pattino, intanto rallentamenti per il proseguimento della partita. Time out per Legnaro. Tanto Simone vuole parlare al microfono. Niente, non vuole. Nel senso, vabbè sì, c'era un po' di... non era lui il balaustra che l'ha caricato, mi sono potuto vedere però. Quindi si riparte con un ingaggio vinto da Civitavecchia, che può impostare con tutta calma il proprio power play. Mecconi, Ceccotti, Mecconi, pericoloso, sventa il tentativo Torres che libera e quindi fa guadagnare a Legnaro qualche secondo prezioso. Tanto Ceccotti, Mecconi che prova il tiro deviato sopra lo specchio della porta, prende intanto il disco Ettore Sesana, Mecconi un'altra volta, Mecconi 86, Ceccotti, passaggio senza guardare a Mecconi. Sicuramente un bel gesto tecnico. Mecconi va al tiro e segna, e quindi un power play diciamo di successo anche questa volta per Civitavecchia.
E intanto possibilità per Gabriele Marquette. Possibilità, ottimo tiro qui di Mattia Albanti, che trova però un'ottima mollica Giulia, che si fa trovare pronta. Quindi ultimi 5 secondi di gioco, vediamo se andrà alla conclusione. Deviata e fermata da giocatori di Civitavecchia, e quindi 5 minuti di pausa e poi si riprende con il secondo tempo dell'ultima partita della giornata, che decreterà la seconda finalista per la categoria Under 18, e quindi 5 minuti di pausa anche per noi, vi aspettiamo.
E quindi si riparte con il secondo tempo di questa semifinale. Intanto ingaggio vinto per Civitavecchia con Mecconi dietro la porta. Intanto Ceccotti dà indicazioni al compagno, l'altro Mecconi, per far partire l'uscita di zona. Passaggio alto per Taglioni, che ricordiamo scusate, i quarti di finale di questa mattina è dato a segno 2 volte. E quindi tiro bloccato da Bonsu, quindi si riparte con un ingaggio nella metà campo dei Fox. Quindi Mecconi ancora. Qui contrasto giudicato regolare da Artioli, che si trova lì di fianco. Ottimo tifo adesso dei Fox Legnaro, che si fanno finalmente sentire in questo palazzetto. Intanto Civitavecchia, disco in possesso di Ceccotti. Intanto sempre possesso Civitavecchia. Disco che vola, e ripreso da Gabriele Marquette, che controlla. E intanto Mattia Albanti, che prova la conclusione da posizione, mi verrebbe da dire quasi impossibile, però intanto si continua a giocare. Ettore Sesana. Ettore Sesana che decide di provare la conclusione in solitaria. Intanto Mattia Albanti recupera il disco in angolo, bloccato da 2. Riesce a dare il passaggio indietro per Luigi Torres. Tanto Marquette perde la stecca, però può farsi vedere, è smarcato. Sesana decide di fare tutto da solo un'altra volta e rischia il contropiede da parte di Civitavecchia. Recupera Marquette. Sesana riprova ancora la conclusione da distante. E abbiamo la rete dei Fox Legnaro. Penso Gabriele Marquette, non ho visto esattamente chi ha giocato il rimbalzo. E quindi 2-1, si prosegue, ancora tutto da giocare questa partita. Disco in possesso del Civitavecchia, che prova ad allungare con il passaggio in fondo per Mecconi, che cerca di dare al compagno Cesarini, che trova ma non nella posizione che pensava Mecconi. Intanto passaggio sbagliato per Cesarini, che regala il disco ai Fox Legnaro.
intanto controlla dietro Albanti. Intanto comunque gol dato a Cesana Ettore, che ha fatto il tiro dalla distanza, probabilmente non c'è stato una respinta sul rimbalzo. Ottimo tifo qui dei Fox Legnaro, che finalmente tirano fuori la voce. Intanto Albanti va in velocità, prova il tiro dalla distanza, che però non trova una mollica impreparata. Riprende intanto il disco Mattia Marchette dietro la propria porta, intanto disco ad Albanti. Ettore Cesana intanto che cerca di andare per la porta, prova il tiro dalla distanza per l'ennesima volta, che però non sfonda le linee nemiche, diciamo. Tanto disco pericoloso qua con Albanti libero davanti alla porta. Intanto prosegue l'azione offensiva di Mecconi, che travolge Bonsu. Sempre delicate queste situazioni. Vediamo cosa decideranno gli arbitri Artioli e Mancina. Quindi si prosegue con ingaggio a centrocampo, vinto questa volta da Civitavecchia, che prosegue con Mecconi, che tira veramente un tiro fortissimo che va a sfiorare l'angolino della porta. Intanto Ettore Cesana che prova a lanciare Torres, passaggio buono, la rete per Albanti, stadio che esplode. Bellissima rete, bellissima azione creata da Ettore Cesana. Bravi. Bella azione questa per i Fox Legnaro, che quindi vanno al pareggio. Fortunatamente, mi verrebbe da dire, Ettore Cesana ha deciso questa volta di lanciare Luigi Torres e infatti è nato il gol. E intanto ingaggio vinto per Legnaro. Controlla il disco intanto Ettore Cesana, che cede a Luigi Torres dietro la porta. Prova intanto il passaggio per Gabriele Marchette, che prova di nuovo a lanciare Luigi, che però non riesce ad agganciare bene il disco. Riparte Mecconi in velocità, forse gli viene dato qualche metro di spazio di troppo. Intanto passaggio non preciso per Albanti, che non riesce a proseguire l'azione offensiva del Fox Legnaro. Intanto si loda a centrocampo nella zona di porta dei Fox, che riescono a recuperare il disco. Ettore Cesana di nuovo porta il disco, prova il tiro ma trova una mollica preparata questa volta. Ormai probabilmente ha letto il gioco Mollica e ha capito un po' l'andazzo di questa tipologia di discese. C'è bisogno di cambiare.
e provare cose nuove. Intanto prova il tiro Mattia Marquette da una posizione difficile, che infatti non va ad impensierire Mollica. Attenzione, contropiede per Civitavecchia, che ha l'occasione di andare a rete. 2 contro 1, i giocatori di Legnaro sono andati tutti praticamente dietro la porta di Giulia Mollica e quindi rete per Civitavecchia, che si porta sul 3-2. E quindi ingaggio a contrasto giudicato regolare dagli arbitri. Comunque si prosegue su Mattia Guerriero, non importa, comunque proseguiamo. Controllo del disco intanto per Civitavecchia, che gestisce dietro la porta con Ceccotti, che sicuramente non è interessato a velocizzare il gioco a questo punto. A 12 minuti e 20 secondi dalla fine dell'incontro, intanto Civitavecchia cercherà di aspettare che il Legnaro faccia la propria mossa per farli uscire, per cercare di colpire gli avversari. Dando sempre Ceccotti dietro la porta. Mecconi prova a partire ma non lo fa, e quindi disco dietro di nuovo a Ceccotti. Bisogna che il Legnaro porti su un po' il pressing per mettere i ragazzi di Civitavecchia in difficoltà. Intanto prosegue l'azione offensiva di Civitavecchia e intanto vediamo se arriva la risposta di Legnaro. E intanto vanno al cambio i Fox Legnaro. Entra Gabriele Marquette, Torres, Albanti, uomo libero davanti alla porta per i Fox Legnaro, che avevano l'occasione di utilizzare Mattia Albanti. Tanto Marquette prova la conclusione dalla distanza, che però va fuori dallo specchio della porta. Quindi si continua a giocare, continua l'azione offensiva. Brutto tiro qui, pericolosissimo qui per i Fox Legnaro. Mi verrebbe da dire salvati dal casco di Bonsu. E quindi ingaggio, disco giù, si continua a giocare. Contropiede di Legnaro, Albanti, Marquette che spostano il fronte d'attacco. Attenzione, rovescio di Albanti che viene bloccato all'ultimo da Giulia Mollica. Ottima occasione qui per il Fox Legnaro. E quindi ingaggio. Disco vinto, ingaggio vinto, anzi scusate, sempre da Gabriele Marquette, che appunto regala il disco a Ettore Sesana, che può provare la ripartenza. Intanto si avvicina per il tiro che prende la traversa. Ottima occasione qui per Ettore Sesana, si è avvicinato piano ma in modo sicuramente molto pericoloso. E quindi Ceccotti che lancia Mecconi, bloccato da Sesana, che invece di protestare, scusate, da Marquette, che invece di protestare dovrebbe probabilmente continuare a giocare. E intanto esce dall'angolo vittorioso Ettore Sesana, che può ripartire, che potrebbe lanciare nuovamente Luigi Torres. Prova il tiro Ettore Sesana, c'era una buona triangolazione qua che si poteva fare come fotocopia del secondo gol dei Fox Legnaro, ma che non riesce questa volta, forse poca convinzione.
E quindi ingaggio in zona difensiva per Civitavecchia che recupera il disco. Intanto Guerriero che fa un buon pressing, esce però vittorioso Mecconi che prova, o meglio fa finta di partire in velocità, invece è il momento di bloccare per i Fox Legnaro la discesa dietro la loro porta per non far perdere ulteriore tempo. Intanto è Mecconi che riesce a scartare bene il difensore di Legnaro. Intanto c'è la liberazione di Civitavecchia che può andare al tiro e quindi recupera il disco adesso Mattia Guerriero che cede per De Angelis che prova il tiro, comunque pericoloso per Mollica, e quindi si va al cambio delle linee. 8 minuti e 46 alla fine dell'incontro. Bravo intanto Gabriele Marchetta a bloccare questa risalita del Civitavecchia. Intanto Mecconi che saggiamente va dietro la porta e cerca anche questa volta di far perdere tempo. Disco in alto qui per Taglione che probabilmente cerca il fallo che però non riesce a farsi dare dalla coppia arbitrale. Tanto Ettore Susana che forse mette un po' in difficoltà da solo. Tiro di Gabriele Marchette, probabilmente ha cercato il buco sotto le gambe di Giulia Mollica. Tanto abbiamo time out per Civitavecchia che probabilmente dovrà rivedere la strategia forse, o calmare un attimo il gioco dei Fox. Si riparte quindi con un ingaggio zona difensiva qui nella parte del campo del Civitavecchia. Non sappiamo cosa si sta aspettando in questo momento in realtà. Ah sì, scusate, è Bonsu che deve ancora finire di prepararsi. Intanto si parte, fischio di mancina, disco giù. Luigi Torres conquista il disco per i Fox Legnaro e quindi possibilità per Gabriele Marchette che prova il tiro, un buon rimbalzo che sfuma davanti alla porta e quindi regroup per i Fox che partono in velocità. Un altro tiro dalla distanza che però non va ad impensierire sicuramente la difesa di Civitavecchia. Bravo Gabriele che ha capito il gioco e ha provato a buttare e a bloccare, scusate, il disco dietro per Civitavecchia. Sicuramente un'indicazione che ha dato Matteo Carron durante questo time out, approfittando dell'occasione data da Martina Gavazzi probabilmente, che ha chiamato il time out
pochi minuti fa. E quindi si accende ancora il tifo per i Fox Legnaro che vogliono questa finale. Civitavecchia ha l'occasione di ripartire, tiro fuori per Mecconi, occasione qui invece sventata da Bonsu, taglione che lotta in angolo, viene bloccato da Luigi Torres e quindi dà l'occasione a Gabriele Marchette di ripartire in velocità. Intanto Ettore Cesana che prova ancora il tiro dalla distanza con forse troppa poca confusione davanti per bloccare la visuale di Giulia Mollica. Attenzione, riparte Mecconi in velocità, pericolosissimo, si accentra, ottimo fermato da Gabriele Marchette e Ettore Cesana, ottima combo, Ettore Cesana che lancia Luigi Torres che prova il tiro dalla distanza, forse è il caso di avvicinarsi un pochettino di più a questa porta. Tanto si lotta per questa finale, intanto riparte Mecconi che salta nettamente Luigi Torres, fortunatamente non riesce a dare il disco al compagno di squadra. Dopo questa pausa che mi ha visto occupato nell'asciugatura del campo, si prosegue quindi con un ingaggio nella metà campo di Legnaro vinto da Civitavecchia con Ceccotti che controlla non benissimo il disco, rischio di fallo per Albanti che va a contrastare, intanto Mecconi che si rifugia quasi dietro la propria porta. Intanto Gabriele Marchette che sventa sicuramente questa possibilità per Civitavecchia. Intanto Ettore Cesana ha l'occasione di prendere fiato, provare la ripartenza, il tiro che però non va. Mecconi libera Gabriele Marchette, forse con un pelo di sufficienza, ma riesce a prendere il disco. Intanto disco però di nuovo di Civitavecchia che è dietro la propria porta, pressato dagli attaccanti dei Fox Legnaro che in modo forse un pelo scordinato bloccano adesso il gioco. Non si è capito cosa è successo dalla mia postazione, comunque si prosegue con un
niente di fatto, e quindi si continua scusate, con un ingaggio. Intanto Ettore Cesana controlla il disco, Gabriele Marquette che ha la possibilità forse di andare in questo momento, poteva andare in velocità, invece decide di fermarsi dietro la porta o comunque di rallentare il gioco dal disco Ettore Cesana, intanto che parte in velocità, punta 2 in mezzo a 3. Possibilità anche qui di ripartenza, c'è bisogno di concretezza in questi minuti finali dell'incontro da parte di Legnaro per poter sperare di andare a una conclusione netta, e quindi riparte Cesana in velocità, cerca il tiro, rimbalzo giocato da Albanti che però si trova in mezzo a 3 giocatori di Civitavecchia. Albanti comunque fa un ottimo lavoro. Si lotta in angolo, disco coperto da 2 giocatori di Civitavecchia che probabilmente non ce la fanno neanche più. Adesso vediamo chi molla per primo. E quindi arriva il time out probabilmente per i Fox Legnaro che hanno bisogno di rifiatare, e quindi ci prendiamo tutti un momento di pausa per la strategia, per intanto rivedere la strategia degli ultimi 3 minuti e 8 secondi del match, o meglio dei tempi regolamentari nel caso ci fossero dei supplementari. Ricordiamo intanto anche oggi, ieri sera Legnaro passato ha perso l'overtime con non mi ricordo, mi pare con Milano, contro Milano. Intanto mi stoppo anche io così mi riposo 30 secondi. E quindi si riprende, disco giù, ingaggio vinto da Civitavecchia che parte, lancia Mecconi, tiro parato da Ettore Cesana che si butta per prendere il tiro, e quindi disco fuori dal campo. Si riprende con ingaggio in zona del centrocampo, cioè scusate, in zona difensiva di Fox Legnaro. Disco possibilità per Civitavecchia che sfuma, e quindi si smarca bene Ettore che prova a lanciare il suo compagno sulla fascia con un passaggio non proprio precisissimo. Civitavecchia che libera e arriva al pressing, confusione qui di Bonsu che si trova un po' da solo a gestire questa situazione. Intanto Ettore deve provare a lanciare uno dei suoi compagni invece di proseguire da solo, prova il tiro che però viene deviato verso
fuori dallo specchio della porta. E quindi si riparte con ingaggio vinto da Legnaro, disco in possesso di Luigi Torres. Gabriele Marchette prova il tiro ma di fatto butta via il disco e quindi disco regalato a Mecconi, disco dietro per Taglioni, calciato via a Mecconi sull'altra fascia. Ceccotti che non riesce ad agganciare. 1 minuto e 50, vediamo se ci sarà la possibilità per Legnaro di togliere Bonsu che esce dal campo e quindi entra De Angelis per giocare un ultimo 5 contro 4 e provare il tutto per tutto in questi ultimi minuti di gioco. E quindi si riprende con Bonsu. Ingaggio vinto dai Fox Legnaro. Ci vorrebbe forse un po' più di calma qua per cercare di impostare appunto il 5 contro 4 e quindi disco perso. Adesso è tutto da giocare, da riguadagnare, quindi 3 contro 1 per Civitavecchia che ha occasionissima e quindi va a rete. Peccato per Legnaro che a 1 minuto e 7 secondi si vede segnare la quarta rete. Adesso tutto da rifare per i Fox Legnaro. Disco per Marchette, Bonsu che esce, entra De Angelis, si gioca fino alla fine, confusione, disco liberato da Civitavecchia che non ce la fa più, tiro decisamente poco preciso, liberazione di Civitavecchia che cerca di prendere la porta che ricordiamo essere scoperta. Intanto possibilità per De Angelis che trova una difesa, un'ottima difesa con Mecconi che blocca De Angelis nell'angolo. E quindi ingaggio Ettore Mecconi Sesana Mecconi prova il tiro dall'ingaggio, Mecconi che però va fuori dallo specchio della porta. Intanto parte il conto alla rovescia per gli ultimi secondi di gioco. Marchette che prova intanto il passaggio in fondo, cioè il tiro in fondo, scusate. E quindi sarà Civitavecchia Milano la finale di questa fase finale del campionato. Sicuramente scontento per i Fox Legnaro che probabilmente sicuramente volevano questa finale e quindi si prosegue con il saluto tra le due squadre, consegna dei premi per i due MVP e poi porteremo con noi per un'intervista cioè due protagonisti dell'incontro appena disputato.
E quindi il primo MVP per del match Mecconi Bernardo con numero 33. Il secondo invece per i Fox Legnaro con il numero 21 Mattia Albanti. E quindi, come per tutte le altre partite della giornata, vi abbiamo portato solo per voi i due sicuramente protagonisti di questo match. Primo tra tutti, intanto, Bernardo Mecconi, protagonista della partita, ma non solo, di queste finali nazionali. E quindi, Bernardo, sei sicuramente contento di questa partita? È andata come vi aspettavate? Più semplice, più difficile? Insomma, raccontaci dacci una tua impressione. Allora sì, partita secondo me bellissima, combattutissima, perché comunque sia Legnaro penso sia una delle squadre con livello più alto dei giocatori, sia tatticamente che comunque sia come squadra. E non lo so, noi inizialmente in realtà non ci eravamo fatti un'idea su come potesse finire la partita, però fortunatamente abbiamo portato il risultato a casa. E niente. Ok, benissimo, allora domani c'è una finale da giocare. Avete già giocato contro il Milano? Sì, col Milano già abbiamo giocato ovviamente da più anni, e comunque sia le partite sono sempre state combattute, sempre vinte con un gol di scarto, overtime, rigori e così.
quindi sicuramente domani entreremo in campo senza sottovalutarli e spero che comunque sia riuscirà a finire come oggi. Ok, allora ti faccio un grosso in bocca al lupo e ti ringrazio intanto di questa intervista. Va bene? Ciao Bernardo. Arrivederci. A domani.